In rassegna le inadempienze contestate a Girgenti Acque. L'atto d'accusa del Lati Idrico di Agrigento è contenuto nelle 13 pagine della diffida firmata dall'avvocato Giuseppe Mazzarella e dai vertici dell'organismo. Il sindaco di Menfi, Vincenzo Lotà, che ricopre la carica di presidente, e il sindaco di Racalmuto, Emilio Messana, che è vicepresidente, hanno messo nero su bianco spazio ad una serie di potenziali anomalie, tra quelle individuate nel contratto con il gestore come causa di eventuale rescissione immediata qualora trovino fondato un riscontro. Figurano in particolare i mutamenti societari, la messa ai margini di soci della compagine come l'AIPA, le ripetute interruzioni del servizio di acquedotto che proverebbero l'inadeguatezza della rete, delle attività di manutenzione poste in essere, le questioni connesse alla depurazione. L'ATI contesta inoltre la mancata realizzazione del servizio H24 per l'erogazione dell'acqua ai cittadini dei comuni consegnatari delle condotte, la mancata realizzazione degli interventi di ammodernamento del sistema idrico e la mancata ricognizione, verifica e pianificazione degli scarichi industriali, cui si aggiungono problemi come l'anomala e significativa presenza di aria che altera le risultanze dei contatori riguardo agli effettivi consumi dell'acqua. Inadempienze che non avrebbero giustificazione, secondo la diffida, nemmeno con la mancata consegna di reti, impianti e fonti da parte dei comuni ribelli, i quali, dice il documento, hanno anzi fatto bene a non rispettare le norme. Girgenti Acque avrà tra i 15 e i 90 giorni di tempo per rispondere alle contestazioni. Decorsi i termini, scrive l'avvocato Mazzarella, il contratto si intenderà risoluto. E intanto l'Intercopa mette le mani avanti. Proprio adesso che qualcosa di importante comincia a muoversi, si legge in una nota: in commissione salute all'ARS presieduta da Margherita La Rocca sembra ci sia chi voglia chiedere alla regione di commissariare i Lati di Agrigento, una soluzione incomprensibile che andrebbe a bloccare un iter atteso e invocato da anni. La speranza di noi di Intercopa, conclude la nota, è che abbiamo capito male e che qualcuno chiarisca.